un friulano, il primo a conquistare il K2. Au, gringos! Ardito Desio nasce a Palmanova nel 1897. Studia a Cividale e a Udine. Combatte nella Prima Guerra Mondiale e si unisce alla scuola fiorentina dei geografi italiani. Le sue esplorazioni cominciano negli anni '20, prima con le colonie italiane, Libia, Rodi e le isole greche e l'Etiopia, e poi sempre più lontano, Tibet, l'Afghanistan fino all'Himalaya e il K2. Ardito Desio sarà ricordato per la sua conquista del K2, da lui organizzata nel 1954. Ha fatto molti viaggi negli anni, con periodi di prova sul Cervino e sul Monte Rosa, per testare le attrezzature. La costanza e la preparazione gli permettono di arrivare alla conquista della sua vita da esploratore. La cima del K2, questa gigantesca piramide di ghiaccio e roccia, gli apparve, come scrisse nei suoi libri, sospesa fra le nuvole. Da vero ricercatore, Ardito Desio ha preparato i suoi successi, documentandosi ed imparando dai risultati conseguiti dagli altri. Anche egli ha sentito il bisogno di lasciare traccia del suo passaggio, spiegando, scrivendo e divulgando. Si spense nel 2001, dopo aver letteralmente abbracciato 3 secoli, all'età di 104 anni.